Entro il 2023 tutti gli edifici residenziali dovranno essere portati in classe energetica D. Dal 2028 ogni nuovo edificio privato dovrà essere realizzato ad emissioni zero e dal 2026 se ad uso pubblico. Questo quanto previsto dalla direttiva Casa Green sull'efficientamento energetico degli edifici proposta dalla Commissione europea e approvata dal Parlamento europeo. Una transizione necessaria per CNA Veneto perché va verso il progresso e l'evoluzione necessari, ma per attuarla, secondo l'Associazione degli Artigiani, è necessario declinare il provvedimento nella realtà italiana. Noi riteniamo che questa direttiva, che è comunque importante perché punta alla riqualificazione energetica dei fabbricati, debba essere applicata in Italia secondo le caratteristiche del patrimonio edilizio italiano e considerando che la proprietà è quasi totalmente privata. Sono soprattutto le tempistiche previste nella direttiva a preoccupare CNA. Almeno un ventennio è necessario affinché questi interventi possano trovare attuazione. Ci dovrà essere attenzione al livello di efficienza energetica dei fabbricati esistenti, alle caratteristiche dei proprietari, al livello di reddito, di modo che non si creino quelle distorsioni che si sono realizzate con l'applicazione del superbonus in maniera estesa, senza controlli, senza verifiche